Le pompe idrovore della Protezione Civile hanno continuato a prelevare l'acqua dai giardini delle abitazioni e dagli scantinati allagati in via Bassana a 2 Carrare, gli ultimi interventi per risolvere quest'ultima ondata di maltempo che ha colpito la provincia di Padova. I volontari della Protezione Civile non si sono mai fermati da giovedì all'alba. L'acqua è stata tanta, noi ce l'abbiamo messa tutta, i volontari hanno lavorato H24 e niente, noi siamo sempre qui pronti, speriamo che gli eventi diminuiscano. A 2 Carrare il COC è stato chiuso nel pomeriggio, mentre l'idrovora della Madonnetta è stata potenziata in queste ore per riuscire a riversare l'acqua nel canale Vincenzone. Ancora visibili i segni dei livelli raggiunti dopo il violento nubifragio. Abbiamo sempre lavorato in stretto contatto con il Consorzio Bacchiglione. Vi posso assicurare che abbiamo i grafici, siamo stati qui H24 eccetera e le pompe non hanno mai smesso di funzionare. Purtroppo, e dico purtroppo, è caduta una quantità d'acqua pazzesca. E la prova ne è il fatto che noi abbiamo delle strade che alle 5:30, 6 di mattina erano completamente asciutte, alle 7:15 c'erano 80-90 centimetri d'acqua. Quindi in un'ora e mezza, massimo 2 ore, si è riversata una quantità incredibile d'acqua. Più di 600 i sacchi di sabbia distribuiti in queste ore, anziani portati fuori dalle abitazioni allagate, strade trasformate in canali che sono state prosciugate. La conta dei danni sarà lunga, spiega il sindaco Moro. Purtroppo abbiamo parecchi scantinati, parecchie famiglie che sono andate sott'acqua, i soccorsi sono stati tempestivi e ringrazio in primis la Protezione Civile di 2 Carrare che è sempre presente, sempre attiva, ma poi ci hanno dato veramente una mano anche tutto il distretto del Padova Sud, è venuto anche il gruppo di Este, il gruppo di Cittadella. Voglio anche ringraziare gli scout perché ieri tutti i volontari erano impegnati nell'attività appunto di messa in sicurezza e di aiuto in primis anche ad anziani e a persone allettate e sono venuti gli scout a fare i sacchi di sabbia. Oltre 300 le chiamate arrivate ai vigili del fuoco di Padova da tutta la provincia, 150 gli interventi che hanno coinvolto i comuni di Albignasego, Maserà, Villafranca Padovana, Mestrino e ovviamente anche Padova città colpita soprattutto nella parte sud e ovest.